bisogna considerare se sia la miglior soluzione, ma intanto c'è una proposta. La confusione del traffico racconta da sola come sia tempo di trovare una soluzione per il caos davanti al Canova. Quasi impossibile in alcuni momenti anche solo parlare, figurarsi l'attraversamento nonostante il semaforo pedonale. Ecco il primo biglietto da visita di Treviso per il passeggero che scende dall'aereo. Ecco perché l'idea di un tunnel per il traffico e di una piazza per l'aeroporto non è per niente fantasiosa. E lo conferma anche l'ex assessore in comune a Treviso, ma soprattutto uno dei residenti in zona, che vive quotidianamente non solo il transito veicolare, ma anche lo spettacolo dei turisti con bagaglio al seguito a piedi verso la città. Un'idea pare partita dalla Save, un'occasione secondo Zanini da non perdere. Anzi, bisogna essere molto veloci, secondo me, nel raccogliere la disponibilità di marchi e magari far rientrare, ove sia possibile, questa proposta all'interno del piano degli interventi, perché non si può andare alle calende greche come per il quarto lotto della tangenziale, che prima c'era il progetto con i soldi, adesso si è rivisto il progetto che grosso modo è tale quale e non ci sono più le risorse finanziarie.